ragazzo, non credo farò video di quello che faremo. Siamo ritornati a vedere i castelli che avevo fatto qualche puntata fa, no? Il castello di Toppo e il castello di un'altra roba che adesso stiamo dormendo sotto. Poi arriviamo dall'area camper di Maniago, che ormai è la quinta volta che ci passiamo, troviamo sempre pieno e tra l'altro sempre i soliti camper che ormai sono stanziali. E vabbè, ormai niente, abbiamo chiuso con l'area camper di Maniago e siamo qui in Libra. Però attenzione, il momento è catartico. Infatti abbiamo catato un bambino che vuole fare, ha detto, la recinzione, deve fare la recinzione. Ma che L'hai detto recensione? tu! Recensione quel che è. Ah, Dai, recensione. voglio aprire. No, non smania. Allora, spieghiamo una cosa, gira un attimo la scatolina. Ok. Questa, siccome ormai ci hanno preso per gli omini delle torce, ok? È una torcia a LED che in teoria ha lo zoom, dicono. Questo giocattolino che ci è arrivato è una ennesima torcia a LED, perché ormai hanno detto ma questi sono gli omini delle torce, ok? Questa a differenza delle altre dicono allo zoom. Adesso capiamo, Giacomo ci spiega, ci spiega, scoprirà anche lui. Però Giacomo chi è che ce la manda? Cioè c'è scritto HL50, leggi tu che sai leggere, di che marca è? Chi è che ci manda sta roba? Cioè sono come si dice misteriosi nelle marche, no? Multipurpose, no? Ma vuol dire tipo Headlamp. headlamp, vuol dire lampada da testa. Head, testa. Cioè, vedi, non scrivono la marca. Mannaggia. Vabbè, ragazzi, metteremo il codice in descrizione. Cioè io apro. Esatto. spacchetto. Al bambino piace spacchettare, cioè indipendentemente da cosa, cioè magari non so, l'Alessia ordina le medicine su internet, no, dai siti là, e lui tutto felice, no, spacchetto io, perché Torcia la testa con gli scritto articoli, LED. parliamo come Facebook. La sta torcia roba. la testa con scritto nei lacci LED, qualche cosa. È una macchinetta fotografica praticamente. Ah, tu dici che questa torcia è praticamente una macchina fotografica. Allora adesso io ho voluto fargliela fare a Giacomo, no? Perché della serie, metti tu anche regali una di queste cose in giro, la prendi per i bambini eccetera. Cioè, la usano, funziona, gli piace, è difficile da usare. Cioè Giacomo, ingegnati, dai, accendila. Usa l'ingegno. Tira fuori l'ingegno. Dov'è l'ingegno? Ce l'hai in tasca. Ma per Per cosa? accenderla, prendi l'ingegno dalla tasca. Ah, l'hai già accesa. Quindi adesso dobbiamo capire, faccela vedere un attimo, un po' più su. Dobbiamo capire cos'è sto zoom. Cioè siamo curiosi, com'è che si zooma? Forse gira tipo la macchinetta di Fritz? Prova a girare. Ah, voi che andiamo fuori con lo... Cosa? Cosa ha fatto? Aspetta. Guarda! Non vedo, io inquadro qua. Vai, inquadra la tenda, Si vai. gira! Ah, vai. Ah, quindi la fa più larga, ho capito. Allora, più stretta la fa vuol dire più lontano, però più piccolo. Orco cane, che roba. Hai capito? Quello è il discorso zoom. Hai capito? E va sempre più avanti. Ma sempre più avanti. Poi che andiamo a sperimentarla fuori così ci prendiamo un coccolone. Ah? Da chi? No, un coccolone non è un... Ah, è vero, hai ragione. Ci sono due tipi di coccoloni. Allora, ci sono quelli simpatici che ti dicevo prima, che fa la mantide religiosa prima di mangiare la testa al maschio, e ci sono i coccoloni della serie che uno gli prende un male, no? È tipo un male, un brutto male, hai capito? Il coccolone. Ah, dalla regia mi dicono che è uno spavento. Ah, pensavo che era un infarto. Mi ha preso un coccolone. Ah, è un forte spavento, hai capito, Pampino? Quante cose che impari. Ce le impari sia sbagliate che corrette. Ma Fritz, guarda! Ah, cioè si allunga e si cosa? Ho capito. Ma non so, una recensione secondo te qualitativamente ti piace, non ti piace, fa bella luce, non fa bella luce, è comoda? Provala in testa. Di, secondo te mi piace, non mi piace? Forse è un po' larga. La No, mamma te la intanto stringe. mi va bene. Ti va bene? Perché Sì. ti è cresciuto il testone gigante? No, è della mia misura proprio. Cioè, sapevano che lo recensivo io. Ah, e quindi ti hanno già preparato anche la taglia, hai detto se no questo si incazza, spacca bottiglia, ah? Comoda. È comoda. Bene, basta. Da
0 a comoda, comoda. Ah, da 0 a comoda è comoda, perfetto, chissà che hai imparato queste unità di misura, eh? No, da te. Bene, adesso digli, spettabile industria cinese, siccome noi non abbiamo voglia di andare fuori perché c'è freddo, ok? Esatto, al buio più completo, prova a girarti di là, illuminarmi di là, il culetto del camper di là. Ah beh sì, no, una bella luce, ma così com'è larga, prova a muoverla, la cosa. Larga, così è larga. Un po' più Ma è larga al massimo, quant'è? Così è larga al massimo? Ah, ok. Quindi ha un campo un po' strettino, insomma, Io sto però facendo sempre più stretto. magari costa anche poco, insomma, dopo vedete nei commenti, perché sì, ci hanno dato light, guarda, true night, guarda, ma insomma, guarda. sono torce da 100 passa euro, questa invece Qua, magari è più Se economica. tiro un pugno. Tira un pugno, il mio camper! Comunque vedi, sono regalini che se porti i bambini in giro sono sempre piacevoli da fare, li trovano sempre utili, insomma, anche perché per i bambini andare all'esplorazione, no, di notte col buio eccetera è Mammi, sempre una i avventura. gatti seguono le luci. Sì, no, dentro il camper, intendo fuori. Ah, hai anche varie Mammi, potenze. vai al buio, spegni tutto. Devi vedere le varie. O digli, oh, aiuto alla regia. Scendi qua, è il comando al regista. Tu senti, tu, spegnere. Aspetta, allora, Fortuna. questo è quello di prima. Poi abbiamo più Ah, chiaro. scusa, devo guardare qua. Lampeggia. Quella lampeggiante per fare la techno hardcore. Bene, vi ringrazio tutti, vi ringrazio signore della torcia, ma ricordatevi, io posso recensire le caramelle e frizzi i prosecchi. You understand? Please hold me. I love you like Fontana del Mondo. Vai sigari!